Eccoci, nuova puntata della nostra storia, come sempre due gli argomenti che toccheremo insieme per capire il passato guardando al futuro. Il primo, andremo a Mogliano e parleremo con il sindaco in carica ma anche con uno storico sindaco della città. Seconda parte invece parleremo di servizio militare, cioè di Naia, di leva, ma anche di servizio militare professionale, faremo anche un salto nella ex Jugoslavia. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Adeguata informazione. Si parla molto del terraglio, del traffico indubbiamente da alleggerire, degli incidenti che forse si sarebbero potuti evitare, ma quando è il momento di parlare c'è sempre il deserto. Le amministrazioni comunali, i quartieri tentano di mettere insieme iniziative per promuovere delle soluzioni, sia temporanee che stabili. Una di esse si è svolta a Mogliano, presenti amministratori dei comuni interessati e il vicepresidente della provincia di Treviso, Graziano De Biasi. Chi mancava, come abbiamo detto, era il pubblico. Segnali sono venuti dall'ampia relazione del sindaco di Mogliano, Corrado Tegon, uno degli amministratori più sensibili al problema. Ha fatto il punto della situazione, relazionando su quello che è stato fatto e su quello di cui si era parlato tempo fa, ma è rimasto soltanto a livello di parole. Sentiamo un breve stralcio del suo intervento. Questo primo esperimento di trasferire il traffico, almeno per 2 mesi, 3 mesi si era detto, dal Teraglio all'autostrada, questo esperimento non è ancora partito. Io ho solo notizie informali che non mi sento di dire e avrebbe dovuto comunicarle questa sera l'assessore ai trasporti. Quindi per il momento notizie ufficiali non ce ne sono, quindi questa richiesta è una richiesta ancora inevasa. Intanto ben poco è cambiato, la pericolosità della statale non è diminuita. Questo è il traffico nelle ore di punta. Probabilmente il tempo delle parole è finito, ma occorrerà attendere un altro incidente. Corrado Tegon nel 1987, Corrado Tegon nel 2023. Buongiorno signor Sindaco, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai spettatori. E buongiorno anche al nostro sindaco attuale, Davide Bortolato, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, siamo qui, vi abbiamo convocato perché vogliamo parlare di Mogliano. Mogliano negli anni 80, Mogliano negli anni 2000 e anche Mogliano del futuro. Abbiamo cominciato con questo primo servizio perché Mogliano da sempre è attraversata dal Terraglio che di fatto l'ha divisa in due, quindi abbiamo intitolato città di confine. Confine proprio cittadino, ma confine anche con la provincia di Venezia. Allora, che problema c'era a quel tempo e che lei ha cominciato a combattere? Allora, Mogliano era divisa completamente dal Terraglio e dalla ferrovia. C'erano in pratica 2 Mogliano, la parte est si era sviluppata parecchio, all'ovest era rimasta molto degradata. In più c'era un problema molto importante, il traffico sul Terraglio, che raggiungeva dai 32 ai 35 mila veicoli al giorno, era formato anche di mezzi pesanti, un traffico enorme di mezzi pesanti che adesso sono quasi spariti del tutto. E per poter andare all'ovest, per poter andare verso Scorsè, per poter andare da quella parte, i camion che arrivavano da Treviso dovevano entrare dentro via Matteotti, attendere l'apertura del passaggio a livello, passare dall'altra parte della città. Via Matteotti, per intenderci, dopo vediamo adesso le immagini. Intanto Via Matteotti attualmente è quella chiusa al traffico. Ed è quella diciamo di fronte al semaforo che si vede proprio partendo dal municipio andando verso il Terraglio. E siccome il passaggio a livello rimaneva chiuso 16 ore al giorno, le code di camion nelle ore di punta erano moltissime. Camion fermi sul Terraglio che suonavano continuamente, disturbavano, tutto il centro era chiuso, paralizzato, via Matteotti piena, quindi la prima operazione che abbiamo dovuto fare era quella di creare un collegamento fra l'est e l'ovest in centro città. E quindi i sottopassi? Io vengo a conoscenza
che la Ferrovia dello Stato hanno in mente di eliminare dei passaggi di livello sulle linee molto importanti. Perché lei tra l'altro di lavoro faceva Io ferrovia. lavoravo anche in ferrovia, quindi, e seguivo da vicino l'evolversi delle ferrovie anche. E anche di trasporti, perché lei è stato segretario regionale della sì, CGIL, certamente, trasporti. l'ho fatta, sì. E quindi ho preso contatti con la direzione generale delle ferrovie, fra cui conoscevo anche delle persone che erano dentro il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo deciso quindi di eliminare 4 passaggi a livello. Erano 30 anni che si discuteva dove è che facciamo il passaggio di livello, dove non lo facciamo, chi lo voleva in un punto, chi lo voleva in un altro. A un certo punto abbiamo preso insomma, una decisione, l'abbiamo fatto abbastanza in centro città. Ecco. Allora invece volevo sentire il sindaco attuale. Come stiamo a traffico e soprattutto a vivibilità della città, visto il passato e pensando al futuro? Intanto da sindaco vedersi queste immagini qua che effetto le fa? È scioccante, io ero ragazzino e in quell'epoca ricordo i camion, i tir sul terraglio, ricordo le macchine che parcheggiavano davanti al municipio. È incredibile la trasformazione che oggi diamo quasi per scontata, invece dietro c'è stato un grande lavoro dell'amministrazione dell'epoca. E oggi siamo messi bene, nel senso che non possono passare i camion sul terraglio, sono state fatte le tangenziali, è stato fatto il passante, è stata liberalizzata la A27 fino a Mogliano. Sì, poi io ricordo anche scene drammatiche, incidenti gravissimi, qualcuno ha perso la vita nell'incrocio lì principale che c'è in piazza. Ecco, io la posso fermare perché a questo punto facciamo subito un salto, Alessandro e Francesca, come di consueto solerti in regia. Andiamo direttamente al contributo numero 9, perché si parla ancora di terraglio, questa volta con impegno dei sindaci. So che poi voi avete fatto addirittura una marcia sotto la neve. Qui invece siamo il 10 novembre dell'87. Sentite un po' i dati del terraglio di quel tempo per quanto riguarda il traffico. Terraglio, strada di morte. Un macabro ritornello, oramai ripetuto sino alla nausea, da chi vive direttamente ogni giorno questo caotico tratto viario che da Treviso porta a Mestre e viceversa. Dopo molte chiacchiere, molti appelli, molti moniti, tutti gettati al vento o lasciati cadere nel nulla, si apre uno spiraglio di speranza, si fabbrica un tenue barlume. I 4 sindaci dei comuni interessanti l'asta del terraglio hanno deciso di prendere un mentale derivanti dall'eccessivo traffico lungo il terraglio. La lista, come potete vedere, è lunga. Sono esattamente 21 i parlamentari fra senatori ed onorevoli che si confronteranno su un tema delicatissimo e sul quale nessuno è più disposto ad accettare promesse vane. I 4 sindaci danno anche l'esatta dimensione della gravità del problema. Questo bel viale napoleonico, si legge ancora nel comunicato, unico nel Veneto, vanta purtroppo alcuni primati negativi. 5,3 incidenti al chilometro, è la seconda strada in Italia per pericolosità, ha un traffico, 30.000 veicoli al giorno, 3 volte superiori alla sua portata. Le popolazioni interessate da troppo tempo lamentano ritardi. Anche l'impegno della Regione per la sperimentazione di dirottare il traffico pesante verso la 27 non si è realizzato. La conclusione è palese. I sindaci considerano che il problema sia di difficile soluzione a livello regionale. Ecco perché vogliono la presenza dei parlamentari. Con loro si augurano di valutare insieme le iniziative da prendere nei confronti del Ministero Lavori Pubblici e della Direzione Generale dell'ANAS. Sarà insomma la prova decisiva per vedere a chi veramente sta a cuore la vita di numerosi cittadini. Sindaco Bortolato, questo era il passato, il futuro qual è? La strada in parte è stata declassata, non è più di competenza ANAS ma è di competenza comunale e il futuro è di miglioramento. Andremo a realizzare, grazie ai fondi PNRR, un importante tratto di pista ciclabile tra il confine con Venezia, quindi dal Dese fino a via Ronzinella, quindi praticamente in centro. Sì. E la strada, l'obiettivo è quello di renderla una strada bella, dove vivibile, il boulevard che c'era un tempo. Tra l'altro nelle immagini si vedevano tantissimi platani che ahimè nel tempo sono andati perduti per colpa di una malattia, il cancro colorato, che ha sterminato questi alberi secolari, e andremo a ripiantumare anche le piante. Sono previste 100 piantumazioni con un interasse di circa 20 metri proprio per ricreare quella che è la nostra
croce una volta è una delizia per il futuro della nostra strada che ci caratterizza come città. Insomma, un passo in avanti cominciato con la sua epoca legata proprio a questo interesse per evitare che il terraglio diventasse divisivo, ma invece inclusivo. Prego. Sul terraglio è stato presentato un progetto in regione, progetto nel 2007, progetto che è stato approvato da tutti i gruppi consigliari e che però non è mai andato in aula. Il progetto prevedeva, e secondo me è di grandissima attualità, prevedeva non solo intanto un accordo con i comuni dell'Asta del Terraglio, quindi Venezia, Mogliano, Pregaziol, Casiere e Treviso. Il primo tratto da Venezia fino a Mogliano, come diceva il sindaco Bortolato, lo stanno già facendo perché lateralmente al Terraglio c'è una pista ciclabile, quindi hanno ridotto un po' la sede e quindi non passando più i mezzi pesanti e solo il traffico leggero. Ma il progetto prevedeva e prevede ancora che lateralmente al Terraglio, 100 metri a est, 100 metri ad ovest, dove non è ancora costruito niente, si potesse mantenere così senza edificare e magari favorendo in pratica i privati proprietari di questi terreni di piantumare degli alberi. Noi viviamo in una zona fortemente inquinata, attraversato dalle linee di comunicazione nazionali. Il Veneto e l'Italia è molto inquinata, noi altri siamo fra cui ancora di più. Abbiamo bisogno di piantare alberi perché gli assorba anidride carbonica e quindi migliora la qualità dell'aria. Immaginiamo se per caso andasse in porto un terraglio fiancheggiato da un filone dove che sia libero a strada naturalmente, da Mestre fino a Treviso, un parco. L'idea sarebbe quella di creare il parco del Terraglio, e cioè che unisse il parco della laguna di San Giuliano col Terraglio e col parco del Sile, e quindi fare veramente una trasformazione. Sarebbe un progetto regionale. Devo dire che anche in questo caso siete in avanti perché si è parlato, cioè si comincia a parlare adesso di piante, di verde, di Green Deal, sì, eccetera. Voi avevate già pensato negli anni '80 questa cosa qua? Certamente, ma perché era veramente una situazione abbastanza invivibile. Ma quindi qua il problema, i comuni organizzandosi possono avere forza certamente, ma è un progetto regionale, europeo, ecco. Potrebbe avere finanziamenti europei. Allora parliamo invece di un altro progetto che voi avete portato in porto, forse tra i primi a Mogliano e pochi lo sanno. Vediamo l'inserto, lo 04, Alessandro, saltiamo lo 03 per il momento, andiamo allo 04 perché questa inaugurazione che vediamo è davvero particolare. È stata inaugurata questo pomeriggio a Mogliano Veneto la nuova sede della SPIM, la società che d'ora in avanti avrà essenzialmente il compito di controllare e garantire ai cittadini moglianesi la completa gestione di 3 importanti servizi pubblici come il gas, l'acqua e le fognature. Anche per qualsiasi pagamento relativo all'erogazione di questi 3 servizi, i cittadini dovranno rivolgersi alla società SPIM situata a Palazzo Girasole in via Pia 1. La società è di tipo misto, è costituita cioè dal Comune di Mogliano Veneto per la parte pubblica e dalla CREA di Milano per la parte privata. All'inaugurazione di oggi sono intervenute varie autorità locali, il sindaco Corrado Ottegon, molti consiglieri comunali, i presidenti dei consigli circoscrizionali ed il presidente della nuova società Francesco Marcuglia. Sindaco Ottegon, perché è stato era importante questa inaugurazione, questa SPIM pubblico-privata? Noi avevamo bisogno di avere dei pozzi d'acqua nuovi perché si erano esauriti. La frazione di Zermatt protestava perché non gli arrivava l'acqua a una determinata pressione e anche nelle case in centro insomma c'era difficoltà. In più avevamo avviato la zona artigianale, l'SPZ, al controllo fra Mogliano e Casale, che dove aveva... avete spostato la Macevi poi? Sì. E quella che viene dall'autostrada? Allora qui si apre addirittura un discorso più grande. Stiamo alla spimba. Allora abbiamo deciso, intanto avevamo potenziato l'acqua. Noi abbiamo l'acqua molto buona
di un posto che preleva a 350 metri sotto. E la torre è molto alta, che arriva anche sui passoni più alti, e arriva acqua in tutto il territorio. In più si sono associati immediatamente i comuni di Preganziol, di Zero Branco e di Morgano. In più avevamo, in accordo appunto con la CREA, anche il metano. Quindi e quindi avevamo un'aziendina che gestiva, attenzione, l'acqua, il metano e anche la nettezza urbana. È stata una delle uniche, che sappia io in quel periodo, che dava anche un contributo, perché il comune che arrivava dentro dei soldi. Perché poi l'avete venduta a Veritas? E lì c'è stato un sindaco che è venuto dopo di me, che secondo me ha sbagliato a fare questa operazione. Allora sentiamo il sindaco attuale. Adesso la storia com'è e come sarà? C'è stato il periodo delle aggregazioni, prima di me, dove si sono fondate queste grandi società e la SPIM è entrata dentro al grande gruppo Veritas. E la SPIM era un gioiello, come diceva Corrado, con maestranze di grandissima... Perché Mogliano è sempre stata un po' contesa, un po' di qua, un po' di là, insomma, è stata un po' a confine, e con i servizi pubblici locali si è entrati nel grande mondo di Veritas. Anche a livello di rifiuti siamo l'unico comune della provincia di Treviso ad essere dentro al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Come ci si sente a non essere al top come invece è Contadina oppure addirittura Savno per quanto riguarda la raccolta differenziata? Perché mi pare Veritas non è a quei livelli. Non siamo a quei livelli perché abbiamo la grande città di Venezia, di Mestre, il litorale, insomma, quindi con problemi enormi da gestire dalla società Veritas, e comunque il servizio a Mogliano è un servizio di qualità, insomma, lo dimostrano anche i recenti sondaggi che sono stati fatti, quindi i cittadini moglianesi, insomma, ricevono servizi di qualità, servizi buoni, ecco. E quelle maestranze dell'epoca che facevano parte della SPIM oggi sono magari dirigenti o alti funzionari all'interno della Veritas, e magari un piccolo occhio di riguardo verso Mogliano c'è ancora. Allora io adesso vi porto, perché abbiamo circa 3 minuti prima della pausa pubblicitaria, vi porto a vedere delle immagini per parlare del cambiamento della città. L'inserto è lo 05 e noi vediamo delle immagini di una fabbrica che adesso non c'è più, ed è il contonificio di Mogliano, eccolo qua. Per parlare della città sia in termini abitativi sia in termini produttivi, perché se non ricordo male dai dati che mi sono stati dati, 1971 pensavate a una città da 60.000 abitanti, quindi chiaramente una sorta di dormitorio di Venezia, di Mestre e di Marghera soprattutto, invece con la sua epoca avete portato un piano regolatore a 30.000 abitanti, spostando addirittura le attività industriali, tornando al discorso della Macevi. Qui vediamo giusto per chi non lo sa, e per i moglianesi che sono un po' più giovani e non hanno mai visto questa struttura. Sindaco Tegon, qui adesso non c'è più il contonificio di Mogliano, e che cosa c'è? È stato fatto un intervento che io giudico un intervento anni 70, pieno di edifici molto, come dire, intrecciati. Qui Torni, giusto? In via Torni, esatto. Passando per la strada non si vede tanto bene, e forse è meglio che non si veda tanto bene, perché è stato fatto un intervento anche lì. Naturalmente io esprimo un giudizio personale, può essere che qualcuno gli piaccia anche. Cosa c'è però, adesso? Adesso cosa c'è in quella zona? Solo abitazioni, e vicino hanno costruito, no, hanno edificato, si sono aperte delle attività commerciali in pratica. Quindi negozi, insomma, in poche parole. Sì, a ridosso di questo intervento. Ma lì secondo lei cosa doveva andare fatto? Lì, secondo... Allora non si doveva fare un intervento di questo tipo, assolutamente. Mogliano si chiama anche la città giardino, perché Mogliano è piena di villette, una più bella dell'altra, che speriamo di conservare, perché man mano che va avanti, adesso secondo me la Regione ha consentito di costruire anche troppo, i demoisce delle villette molto belle e viene fuori edifici più grandi. Allora aspetta qua. E ora lì poteva, come dire, farsi un intervento, perché c'è già un esempio. All'ovest, che hanno costruito
dopo che abbiamo fatto i sottopassi, che è stato possibile il collegamento, all'ovest abbiamo, non vedere neanche fognature, fatte fognature nuove, alberato tutta la strada, rimesso a posto il quartiere. Il quartiere ovest adesso è fra i più appetitosi di Mogliano. La gente viene all'ovest quando una volta diceva già il Bronx. Allora, questo è il passato. Il presente abbiamo capito che insomma c'è questa regione che dà autorizzazione per poter fare demolizioni, ma il futuro di Mogliano deve rimanere verde, altrimenti... Assolutamente, poi i piani urbanistici sono stati ridimensionati fortunatamente rispetto a quel dimensionamento di 60.000 abitanti, insomma abbiamo capito che lo sviluppo non c'è, tant'è che la situazione è stata quasi congelata col nuovo piano degli interventi e cubature nuove non ne sono previste assolutamente. Abbiamo capito che la richiesta anche di edilizia è una richiesta di edilizia di qualità, quindi abbiamo visto anche con piacere che magari vecchi diritti edificatori per costruire la palazzina sono stati trasformati in interventi dove hanno costruito magari la lottizzazione di villette. Perché, quindi state attenti, insomma. C'è assoluta attenzione su questo, assoluta attenzione sulla salvaguardia delle aree verdi, dei parchi, e c'è il problema un po' dei buchi neri, perché la città si è talmente allargata che è andata ad inglobare magari delle fabbriche o delle attività che prima erano in periferia. Il piano regolatore da 60.000 abitanti era giusto oppure... no, era solo dimensionato. Era sovradimensionato. Cioè la dimensione giusta di Mogliano? È quella che è oggi, praticamente 30.000 abitanti. 30.000 abitanti. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ripartiremo con il sindaco Tagon, che ha fatto anche così da primo, da apriporta, chiamiamolo così, alla Marca Trevigiana per un vescovo, ma questo dopo la pubblicità. È un momento particolare per la diocesi di Treviso, l'intensa gioia. Oggi il nuovo vescovo Paolo Magnani si insedia ufficialmente in cattedrale. Da questo momento non è più il vescovo di Lodi, città che ha voluto manifestargli fino all'ultimo il suo affetto filiale. I lombardi lo hanno infatti accompagnato sin qui con una nutrita rappresentanza. È stato nominato dal Papa solo qualche mese fa, ma è già molto ben informato sulle varie realtà della sua nuova diocesi. Ha idee molto precise su come orientare il suo ministero pastorale in mezzo a noi. Dopo la visita ed il pranzo alla parrocchia di San Carlo, giunge a Mogliano nel primo pomeriggio, accolto dal presidente della provincia Lino Innocenti e dal sindaco di Mogliano Corrado Tecon. Appena sceso dalla macchina, si china subito a baciare il suolo, un segno d'affetto e di totale dedizione. È animato da un grande spirito di servizio. Così vuole anche la sua Chiesa, umile e capace di essere lievito in una società moderna, spesso dimenticata dagli autentici valori religiosi. Dopo una breve ma intensa visita in chiesa, il consueto augurale scambio di saluti. Eccellenza Monsignor Paolo Magnani, è con particolare piacere che il Comune di Mogliano Veneto, mio tramite, le rivolge il benvenuto di tutta la popolazione nel giorno in cui ella fa ingresso nella terra della Marca Trevigiana per prendere possesso della diocesi di Treviso, chiamato all'alto incarico di pastore dal Papa. Voglia accogliere il
saluto di questa gente veneta, pacifica, laboriosa ed attiva. Sindaco Dragon, ma i socialisti non ce l'avevano un po' su con la Chiesa? Beh, storicamente, intanto non è vero questa cosa, sì, di solito si dice così. E c'è stato Delors, non so se vi dice niente Delors è stato un presidente della Commissione europea, cattolico, dentro il Partito Socialista, che c'erano anche molti cattolici. E è vero che anche una parte dei socialisti erano atei. Io le faccio questa domanda perché Mogliano, essendo molto vicina a Mestre e a Marghera, quindi al movimento, diciamo così, anche operaio, quindi comunista, come viveva la religione, tenendo conto che appunto adesso abbiamo visto l'entrata di Paolo Magnani, come veniva vissuto il rapporto con la Chiesa? Beh, allora era vissuto in modo molto intenso. Assolutamente, e cioè anche tanti comunisti insomma frequentavano la Chiesa, addirittura dentro il Partito Comunista c'è stata una corrente chiamata i cattocomunisti che raggiungevano circa il 30%, e in effetti la cosa che mi ha sempre sorpreso a me è stata quella che avremmo dovuto avere un rapporto noi socialisti più vicino alla cultura cattolica democristiana più che i comunisti, invece è capitato il contrario a livello nazionale. E adesso? Adesso è migliorata la situazione, nel senso che il rapporto istituzionale c'è sempre, insomma, con la Chiesa e con le parrocchie e con la diocesi. E tra l'altro adesso stiamo anche facendo un'operazione di compravendita tra parrocchia e comune e speriamo vada in porto presto. E anche con il Collegio Salesiano Astori c'è un buonissimo rapporto. Esatto, volevo arrivare là, perché voi avete anche questa scuola storica. Stiamo stringendo addirittura una convenzione, insomma, per collaborare per lo scambio di alcuni spazi, l'utilizzo di alcuni spazi. Ma è cambiata la politica o è cambiata la Chiesa? Tutte e due, secondo me, tutte e due. E quindi in futuro come lo possiamo dipingere? Un futuro di collaborazione che è volto alla comunità, insomma, al far crescere la comunità. Addirittura recentemente abbiamo fatto una mostra al nostro piccolo museo, al Brolo, dal titolo Annunciazione, dove ci sono diverse opere che rappresentano questo momento della Bibbia e con la collaborazione della pastorale moglianese abbiamo fatto questa mostra per la prima volta, quindi è un futuro volto verso la comunità e per far crescere la comunità, ecco, assolutamente. Visto che ha parlato di mostra, adesso noi ci vediamo il contributo 12 con il nostro Alessandro Granziera e Francesca Pezzo in regia. Nel contributo 12 vediamo un altro tipo di mostra perché parleremo di Campocroce e della sede del CEIS. Vediamo intanto il servizio. Il colore della solidarietà è il titolo di un singolare e importante concorso nazionale di pittura realizzato dal Comune di Mogliano Veneto e concretamente organizzato dalla Consulta per la Cultura con la collaborazione dell'Uni3. L'iniziativa è nata come mezzo per ricercare finanziamenti a favore di quelle strutture che operano nel campo del recupero dei tossicodipendenti, una realtà che anche nel moglianese vede un notevole impegno. In particolare i fondi andranno alla comunità del CEIS, il Centro Italiano di Solidarietà di Campocroce di Mogliano, una struttura di enorme importanza per tutti coloro che vogliono smettere con la droga. Ma ritorniamo alla mostra inaugurata ieri mattina nel centro sociale moglianese alla presenza di numerose autorità. Le adesioni sono state oltre ogni più rosea previsione. 100 artisti con 250 opere, di cui alcune fuori concorso, donate da maestri famosi, fra cui il noto pittore della pace di origine greca, Basilio Chalkidiotis, attualmente residente a Modena. La mostra Il colore della solidarietà rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni sino a domenica prossima. Servizio del 1991, la mostra era quella del CEIS. Com'era il rapporto con questo centro e soprattutto quanta tossicodipendenza c'era durante il suo mandato a Mogliano? Il rapporto era molto fattivo e collaborativo, cioè tutto quello che ci chiedevano, se potevamo glielo davamo.
perché il problema vero, allora, molto preoccupante, secondo me anche adesso, di tanti giovani che si rovinavano e venivano anche da località diverse da Mogliano, che venivano a curarsi in pratica al CEIS, che è diventato un centro molto importante. Il CEIS di Mogliano era molto importante e anche molto tenuto. In quel periodo lì è nato un altro centro ancora di più modeste dimensioni, che abbiamo aiutato di far crescere, che dopo poi alla fine si è sfaldato, che era quello che è diretto dalla Gioia Fontana, si chiamava Serena. Ma il tema della tossicodipendenza, io ricordo che insomma c'erano diversi casi di tossicodipendenti, Mogliano essendo croce di via era anche, diciamo così, centro di scambio, di spaccio. Voi avete avuto il vostro bel da fare in alcuni quartieri. Ma proprio moglianesi no, non ne c'era tanti, devo dire. Era però un luogo di spaccio, quello sì, perché arrivavano su già da Mestre per scambiarsi con gente, che io ricordo di aver fatto dei servizi di cronaca. Sì, e noi avevamo però in quel momento aperto dei cosiddetti centri di ascolto, perché dovevamo capire, non era mica facile, eravamo agli inizi, capire quali erano le famiglie che erano interessate di proteggere i loro figli da questo problema. E siamo partiti con dei centri di ascolto dislocati in tutto il territorio. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, insomma, perché il problema è ancora oggi di una dimensione molto grave. Anzi, a me non riesco a rendermi conto come mai gli italiani consumano, e anche i nostri veneti, tanta droga, perché ci sono quelli che spacciano, perché ci sono anche quelli che consumano. È ovvio. Allora, sentiamo invece il sindaco attuale. Sì, com'è il polso della situazione e soprattutto quali sono le prospettive future? No, purtroppo se ne parla poco, il problema sembra quasi scomparso, invece il problema c'è ancora e Mogliano soffre appunto questa cosa che, essendo dal punto di vista logistico servito da tanta viabilità, è anche purtroppo ancora luogo dove passa anche, ahimè, droga. No, è bello perché si è visto il CEIS che all'epoca si seminò bene, insomma, e oggi ancora è florida l'attività delle tante associazioni, di tanti centri che ci sono a Mogliano, e anche col CEIS si collabora ancora con l'amministrazione. Da poco, proprio per il Marzo Donna, abbiamo fatto un'iniziativa insieme a loro e quando possiamo assolutamente collaboriamo. Quindi vuol dire che insomma è ancora attivo, perché c'è ancora tanta richiesta di persone che devono essere aiutate. Purtroppo la droga è un tema che... sì, copre naturalmente un ambito territoriale ampio. Però nel vostro territorio in questo momento com'è la situazione? Sotto controllo? Sotto controllo, nel senso che non bisogna mai smettere di fare controlli sul territorio, di fare prevenzione nelle scuole soprattutto, perché purtroppo quella che è considerata droga leggera non è e ahimè continua a essere molto diffusa nel territorio. L'altra domanda: voi siete uno dei pochi comuni della Marca Trevigiana che ha ancora i quartieri. Sì. Pur non essendo, diciamo così, di mole tale per cui per legge dovreste averle. Funzionano come, diciamo, il punto di riferimento del territorio per capire anche singolo quartiere le difficoltà, le esigenze, oppure anche la presenza di tossicodipendenza importante, ma so, i giardineti, le cose, i luoghi di spaccio? Funzionano assolutamente, fu un'invenzione, una cosa che all'epoca Corrado istituì. Io stesso ho iniziato a fare attività amministrativa come presidente di quartiere a Zermà, e lì è nata anche la passione, diciamo, politica. Funzionano, io stesso detengo la delega al rapporto con i quartieri, sono i nostri occhi sul territorio, abbiamo dei presidenti di quartiere, sono 9, molto attenti, che ci fanno proposte, ci sollecitano e ci permettono anche di mantenere quel contatto con la popolazione nelle tante assemblee che organizzano sulle varie problematiche. Quindi è stata una visione importante che all'epoca, anche se solo nelle città mi pare superiori ai 50.000 abitanti erano previsti i quartieri, comunque si istituirono e li abbiamo assolutamente mantenuti.
Un consiglio quindi per il sindaco Conte a Treviso, che invece i quartieri non ci sono più. Vabbè, adesso cosa volete che facciamo? Giriamo verso Condulmer o giriamo verso il Gris? Abbiamo due temi e il tempo è già scivolato via. Andiamo visto che parliamo di andiamo a Condulmer. Andiamo a Condulmer o andiamo al Condulmer? Allora adesso andiamo a vederci questo inserto sonoro, il C14 per il nostro Alessandro e la nostra Francesca, perché qui andiamo nel 1987 a giugno, quando ci fu un summit molto importante a Venezia e Mogliano venne coinvolta in maniera davvero particolare. Siamo in grado di mostrarvi 3 foto scattate all'interno di Villa Condulmer a Mogliano durante il soggiorno di Ronald Reagan. Ora dovreste vedere lo studio del presidente americano, eccolo qui, arredato con un tavolo stile 600 veneziano e alle pareti una tela del Tiepolo. Sopra il tavolo una scultura di Carlo Bagliana dal titolo Controvento. Questo invece è il salone centrale, addobbato da fiori e dalla scultura in bronzo sempre di Bagliana sotto la bufera, ai lati 2 arazzi del 600. Ed ora il salottino azzurro di Nancy con un quadro del canaletto del 700, al centro del tavolo vecchio postino, altra scultura di Bagliana. Le foto che avete visto naturalmente sono soltanto dei ricordi, perché subito dopo la partenza di Reagan l'arredamento allestito per il presidente degli Stati Uniti è stato completamente smobilitato. Sindaco Tagò, come si ricorda quel periodo e soprattutto che strascichi positivi, se ne sono stati, ha lasciato questa presenza del presidente degli Stati Uniti? È stato un momento importante per Mogliano, che ha avuto la possibilità di un eco a livello nazionale. E io, peraltro insieme con la Giunta, ci eravamo anche organizzati di accogliere questo presidente con la sua moglie. E però vi racconto questo particolare, insomma. La coppia americana è rimasta 8 giorni da noi. E immaginavamo che a un certo punto avrà bisogno, sarebbe stato giusto che avessero un contatto anche con l'amministrazione locale. E noi, per essere un po' gentili, ogni giorno mandavamo un mazzo di fiori alla moglie Nancy. Sì. E sta roba qua è cominciato un po', come dire, i giornali scrivevano sta roba qua, e però insomma, passava il tempo, non ci chiamavano. La domenica, lui è arrivato al mercoledì, la domenica il presidente ha avuto modo di leggere i giornali e nei giornali noi cominciavamo a lamentarci del fatto di non essere stati ricevuti. Allora lui decide di ricevermi il lunedì mattina, prima di andare via definitivamente, siccome in quel periodo in Italia c'erano molti attentati degli arabi, ha deciso di ricevere il sindaco, il questore e il prefetto Scivoletto. E siamo andati alle 9 del mattino in Villa Condulmer e ci ha ricevuto, mi gode belle foto. Ecco, la prossima volta ce le porta, perché questa cosa qui è un inedito, devo dire. È ma è molto bello. Poi ne ha scritto una lettera, fra l'altro, Rega, che mi pare il consiglio comunale a Mogliano. Nell'ufficio del sindaco. Sì. Nell'ufficio del sindaco. Allora, la prossima volta, perché tanto qui dovete sapere, il tempo sta già scivolando, abbiamo 3 minuti e ancora 1000 cose da dire. La prossima volta che ci rivediamo portiamo le foto, portiamo la lettera e riprendiamo. Però, qual è stato lo strascico? Cioè adesso, di quella vista, cosa è rimasto? Il discorso degli alberghi. Sì, c'è stata una visibilità, come diceva Corrado, nazionale. È cominciato un certo tipo di turismo a Mogliano, Villa Condulmer, ma poi altre ville cominciarono a investire, a trasformarsi in alberghi, Villa Braida, e poi nel tempo, insomma, Mogliano è cominciata a crescere dal punto di vista turistico, tant'è che siamo diventati, dopo Treviso, la seconda città in provincia come numero di presenze. Ahimè il Covid adesso ha ridimensionato tutto, però c'è una buona ripresa da quel punto di vista. Allora, io adesso ho 2 servizi assolutamente, perché dobbiamo parlare di cultura, perché quando parliamo di Mogliano, parliamo di Totti dal Monte, parliamo anche di Giuseppe Berto, giusto? E poi ho un altro ultimo servizio sull'esperienza, diciamo così, amministrativa del sindaco Tagò. Allora, ci vediamo l'inserto 16, perché parliamo di un convegno su Giuseppe Berto.
Studiosi a convegno per 2 giorni a Venezia e questa mattina a Mogliano per ricordare la vita e le opere di Giuseppe Berto, uno scrittore il cui lavoro non va dimenticato. Il servizio è a cura di Giancarlo D'Agostino. Si è concluso oggi a Mogliano il 9° convegno La linea veneta nella cultura contemporanea, dedicato quest'anno alla figura di Giuseppe Berto. Dopo le 2 giornate veneziane svoltesi alla Fondazione Cini, il convegno si è spostato nella terra natale di Berto, Mogliano, che ha ospitato i relatori nell'aula magna del liceo scientifico intitolato allo scrittore trevigiano e calabrese di adozione. Le 2 terre, Berto trascorse l'ultima parte della sua vita a Capo Vaticano in Calabria, sono legate a oggi da un gemellaggio fra i comuni di Mogliano e di Ricadi, rappresentati dai rispettivi sindaci Corrado Tegon e Francesco Loversa. Sul tavolo dei relatori lo scrittore Gian Antonio Gibotto, Pasquale D'Agostino, portatore di testimonianze, e Elio Chinol, docente all'Università di Roma. Fra il pubblico anche la moglie di Berto, Manuela, e la figlia Antonia. Alberto Bovo, assessore alla cultura al comune di Mogliano, traccia alcune considerazioni sul significato del convegno. La valutazione è ampiamente positiva, direi, perché in questi 2 giorni al Cini credo si siano messe a fuoco tutte le riflessioni, le osservazioni che in questi anni su Giuseppe Berto a più riprese sono state fatte, e credo che questi atti che forse stamperemo saranno anche l'oggetto concreto di questa riflessione. E poi oggi, direi, qui a Mogliano, dove anche la partecipazione al convegno di giovani, di studenti, di amici di Giuseppe Berto, di gente che lo conosceva direttamente nella nostra comunità, testimonia questo attaccamento, oltre che alla sua opera di scrittore, anche alla sua figura umana e personale. Noi come associazione da questo punto di vista non possiamo dire che bene di questo appuntamento. Non facile, dobbiamo aggiungere, l'impatto dei giovani con la figura dello scrittore, un rischio forse calcolato. Ma i giovani, io sono anche insegnante, può succedere che molte volte i giovani vengano a questi convegni per saltare le ore di scuola, ma credo che indipendentemente da questo rischio che si può correre, sia giusto immaginare che poi la creatività e l'intelligenza anche di questi giovani alla fine si rifletta su questa opportunità che loro hanno di conoscere magari uno scrittore di cui hanno sentito solo il nome e che anche a contatto con amici che lo hanno conosciuto ed esperti e letterari e critici letterari possano invece coglierne aspetti più significativi, più profondi. Comunque un rischio che corriamo volentieri, voglio dire. Il convegno si è chiuso quindi, ma l'associazione Amici di Giuseppe Berto non si ferma. È allo studio l'organizzazione del primo premio nazionale per opere prime di narrativa italiana dedicato allo scrittore, la cui ipotesi è stata inaugurata in giugno a Villa Condulmer. Un impegno difficile per gli organizzatori, il cui primo scoglio, quello di formare una giuria, è stato già superato. Presidente ne sarà Giancarlo Vigorelli. Si prevede di consegnare la prima edizione nell'88 a Mogliano, l'anno successivo a Ricadi e quindi a fasi alternate per collegare le 2 terre di Giuseppe Berto. E allora qui abbiamo pochissimo tempo, ho già deciso che non ci sta l'ultimo servizio, per cui ci ridiamo un altro appuntamento, però Giuseppe Berto quanto è contato durante il suo mandato sotto il profilo culturale? Cioè la città riconosceva questa personalità oppure scivolava via perché era forse troppo alto o troppo basso? No, la città, quando Berto è diventato famoso, è diventata molto orgogliosa di questo. Questa è una cosa importante. E addirittura ci siamo dati da fare noi per andare a cercare i calabresi a Ricadi. E abbiamo insieme con loro, però la proposta è stata nostra, e il primo convegno per istituire il premio Berto è stato fatto a Mogliano e Villa Condulmer. Fra l'altro i calabresi erano molto contenti di avere un rapporto con noi e riconoscevano a Berto di aver avuto questa intuizione di dirgli: guardate che voi siete in un territorio di pregio, che non è magari a Costa Amalfitana, ma è altrettanto bello, che potrebbe avere uno sviluppo turistico enorme. Tant'è che quando siamo andati anni dopo, il territorio si era riempito di centri di accoglienza, di qualche albergo, era partito il turismo. Ovviamente. Sì, centro di accoglienza turistica, non sì, turistica, sì. Perché oggi quando parliamo di centri di accoglienza parliamo di altre cose. Però insomma voglio dire, la cultura insomma paga. La cultura paga. Ha pagato. Sì, sì. La cultura paga.
Assolutamente, sono investimenti fondamentali. Tra l'altro il premio che nasceva in quell'epoca che abbiamo visto nel servizio è diventato un premio importante, lo facciamo in maniera alternata, un anno a Mogliano, un anno a Ricadi, quest'anno verrà fatto a Mogliano, ha lanciato scrittori di fama nazionale importanti che hanno venduto molti libri, quindi ben venga insomma Berto a Mogliano. Tra l'altro viene fatto anche nelle scuole superiori, nel nostro liceo Berto, un premio per studenti che si chiama Recittà di Berto, e anche lì giovani studenti hanno vinto questo piccolo concorso, poi magari hanno vinto premi più importanti come il Campiello Giovani. Ultimissima domanda, ma chi ad esempio, non so, vuole andare a Ricadi moglianese, trova un punto di riferimento in quanto moglianese con la Costa Calabra, oppure finisce, diciamo, con il premio letterario in nulla più? Cioè c'è un contatto diretto tra le amministrazioni dei territori? Ci sono assolutamente contatti, insomma, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo, e popolazione, sì, spesso molti moglianesi vanno lì a fare le loro vacanze, a trascorrere le vacanze, anche associazioni moglianesi. Io ricordo anche i ciclisti sono andati a fare dei giri lì in Calabria, tra l'altro posto stupendo, Capo Vaticano, sono posti veramente meravigliosi. Ringrazio il sindaco attuale e l'ex sindaco, e adesso lanciamo la pubblicità, seconda parte parleremo di servizio militare. Buonasera, c'è ancora dunque preoccupazione, ma la speranza di rivederlo vivo è aumentata. Gianmarco Bellini, il maggiore dell'aeronautica militare, dovrebbe essere vivo dopo che la televisione irachena ha fatto vedere le immagini del suo navigatore Maurizio Cocciolone. Nel paese natale di Bellini, a Pressana nel Veronese, si attendono con ansia notizie confortanti, anche se purtroppo tutti i prigionieri di guerra, secondo le dichiarazioni del dittatore Saddam Hussein, saranno sistemati vicino a installazioni militari. Intanto anche nella nostra provincia si continua a vivere con apprensione le vicende della guerra. Sono molti i riflessi e le conseguenze di questo conflitto anche qui da noi. Vediamo il primo servizio di Daniela Brussato. La guerra nel Golfo e le paure ad essa legate hanno i loro riflessi anche qui in provincia. Un evento che fa pensare vivere questi giorni forse con meno superficialità, ma non si può esagerare interpretando ogni comportamento come derivato di quella riflessione. Se ieri le discoteche hanno registrato un calo sensibile delle presenze, si parla del 30%, in compenso i cinema erano affollati. Si può casomai constatare che sono stati preferiti film di contenuto, come ad esempio Il tè nel deserto di Bertolucci, piuttosto che di evasione come l'ultimo di Verdone. Meno desiderio di divertimento forse. Anche in tutti gli incontri sportivi trevigiani di ieri si è osservato il minuto di silenzio. Vediamo nelle immagini lo stadio Tenni di Treviso. E del resto in città i presidi militari e alcune norme di sicurezza prese nei confronti dei cosiddetti obiettivi sensibili contribuiscono a creare un clima vagamente bellico. Il picchetto davanti al palazzo della SIP nel centro storico o quello all'acquedotto comunale non sono lì per caso, e se non altro servono a ricordare che, per quanto relativamente lontana, la guerra rimane un peso incombente dinanzi al quale occorre rimanere allerta. Se sono scemate oggi le manifestazioni studentesche messe in atto nei giorni scorsi in tutta la Marca, non si placa il dissenso, e forse la scelta dei giovani di riprendere le lezioni dopo una settimana di protesta è più matura di coloro che in gruppi sparuti e alla chetichella stamane hanno marinato. Da parte loro, le agenzie di viaggi registrano un più che prevedibile blocco delle prenotazioni per il Medio Oriente, e si è decisamente arrestata anche ogni richiesta di volo per gli Stati Uniti, ritenuti obiettivo seriamente a rischio di attentati terroristici. Era il 21 gennaio 1991, sono con il generale Luciano Musso. Generale, voi come avete vissuto da dentro, da operativi, questa guerra del Golfo? È un po' come tutte le forze armate italiane, cioè ci sono state attività che cercavano o si sono organizzate per la protezione dei punti sensibili nella provincia di Treviso e anche oltre.
e in più sono state adottate misure adeguate, almeno nella caserma che comandavo io, per poter intervenire o fare fronte a tutte le attività che riguardavano i sistemi di comando e controllo. Lei è stato... proprio da Treviso avevamo la sorveglianza e quindi la possibilità di vedere il funzionamento di tutte le attività di comunicazioni e delle attività inerenti ai sistemi di comando e controllo delle unità all'estero. Ecco, una domanda che volevo farle è, lei è, come dire, lei l'ha fatto come professione il militare, però aveva anche dei soldati di leva. Com'era il rapporto con i soldati di leva? Il mio rapporto con i soldati di leva me lo ha insegnato mio papà. Quando ho detto a lui che volevo fare l'accademia militare, perché a quel tempo, quando io ho finito le scuole superiori, non c'era granché possibilità di voler studiare all'università, perché c'erano scioperi 365 giorni all'anno. Mio padre mi ha detto: fai anche l'accademia militare, però sappi che tu devi guardare sempre verso il basso, mai verso l'alto, e cerca di essere onesto, avrai successo. E il mio rapporto con i miei collaboratori, e mi ha anche detto: guarda che tu non avrai dipendenti, avrai collaboratori, perché i dipendenti sono pagati dallo Stato e non da te. Detto questo, io ho messo in pratica sin da subito la mia attività nei confronti dei miei collaboratori, e quindi non mi interessava tanto il giudizio dei miei superiori quanto dei risultati che potevo ottenere insieme ai miei collaboratori. Quindi io ho sempre avuto con i miei e l'ho mantenuto tuttora con i miei collaboratori di qualsiasi grado un rapporto ottimo. Non ho mai avuto problemi anche durante i periodi piuttosto brutti del nonismo, perché ho sempre messo in chiaro cosa bisognava fare. Arriveremo anche lì, però intanto vorrei vedere con il nostro Alessandro Granziere, la nostra Francesca Pezzo, vi facciamo vedere delle immagini del 1982 di un'esercitazione alla Cadorì con un pezzo, un FH-70, ed è tutto personale di leva, questo è tutto personale di leva. Proprio il rapporto, perché lei dice giustamente, con i miei subalterni sono, diciamo, stipendiati dallo Stato, ma qui avevamo dei ragazzi che per 12 mesi erano catapultati in un'altra dimensione. Come si riusciva a, come dire, a non solo a dialogare con loro, ma anche a fare in modo che si esprimessero delle loro peculiarità, perché poi l'esercito ovviamente cercava di sviluppare il meglio delle competenze delle persone che poi per un anno facevano il servizio militare. Personalmente non ho mai avuto problemi e trovato difficoltà a rapportarmi anche col personale di leva, in quanto tutti avevano comunque delle peculiarità per emergere, per fare qualche cosa. Gli autisti, il personale, io ero delle trasmissioni, quindi il personale era già abbastanza evoluto dal punto di vista scolastico, perché erano o diplomati o diplomati alle scuole professionali, quindi avevano tutto interesse a seguire quelle che erano le attività del mio reparto per migliorare anche la loro conoscenza. Quindi non ho mai avuto problemi del genere con il personale, anzi vorrei dire una cosa: prima di venire a Treviso, ancora prima, io ho comandato la compagnia a trasmissione della Brigata Cadore e con i militari di leva ho realizzato un brevetto che è servito moltissimo in tante occasioni per poter interfacciare le stazioni radio alla linea telefonica delle forze armate. E questo l'ho fatto con i militari di leva. E con la Brigata Cadore, quindi? Alla Brigata Cadore. Quindi alpino? Alpino. Io quando sono andato via dalle forze armate
dato via tutto, meno il cappello da generale degli Alpini. Beh, interessante. Senta, mentre vi continuiamo a vedere queste immagini, perché scegliere? Allora, lei ci ha raccontato perché lei ha scelto la carriera militare perché così gli permetteva di studiare, fra virgolette, all'università. Esatto. Una scelta però fatta a 17 anni o 18 anni. 18. Tornando indietro... Mio papà ha dovuto firmare perché io non ero ancora maggiorenne per fare concorso. Lei dall'accento, cos'è? Ligure mi pare? Sì, genovese. Genovese. E come mai poi arriva a Treviso? Come mai sono arrivato a Treviso? Io ero il primo del corso e avevo la possibilità di scelta delle sedi. Corso fatto dove? Corso fatto in accademia i primi 2 anni e a Torino gli altri 3 anni. Quindi 5 anni. Modena a Torino. Già, perché qualcuno non lo sa, attenzione. Sì, no. Allora, il percorso degli ufficiali, la più prestigiosa. Il percorso di chi sceglie di fare l'accademia sono 5 anni e sono 2 anni di accademia militare e 3 anni a Torino e a seconda della specialità si frequentano scuole diverse. Noi delle trasmissioni e quelli del Genio frequentavamo il Politecnico, più facevamo dei corsi anche alla scuola di applicazione specifici per militari, cioè per l'ambiente militare. Io ero capocorso e quando c'è stata possibilità di scelta, perché capocorso può scegliere dove andare, c'era 3 sedi per le trasmissioni: Bolzano, Codroipo e Bassano del Grappa. Io ero di Chiavari, quindi la possibilità, ho guardato un po' sulla cartina geografica e ho visto che Bassano del Grappa era più vicino a Chiavari e ho scelto Bassano del Grappa. Di qualche e ho scelto bene perché poi ho trovato moglie. Mia moglie l'ho trovata perché ero a Bassano del Grappa e quindi sono stato poi nel Veneto. Poi a Bassano nell'anno 76-77 si sono svolti i campionati mondiali di ciclismo militare. E in quel momento c'era la guerra nel Golfo, la prima, e dovevamo ospitare sia gli israeliani che i paesi arabi, perché c'era stata l'invasione del deserto. Il comandante delle truppe carni a Cadore ha nominato me responsabile dell'organizzazione. Ero tenente appena arrivato ai reparti. Non so come mai, comunque pensavo fosse un po' pazzo, invece si vede che non era. È andato tutto bene. 1 mese e mezzo alla caserma Montegrappa, 1 mese e mezzo tra militari nemici. È andato tutto bene. Finita questa attività dei campionati mondiali di ciclismo, c'è stato il debriefing finale e il comandante delle truppe carni Cadore ha fatto i complimenti così. Il capo di Stato Maggiore della Brigata Cadore mi fa: tu qua non ci stai tanto. Dopo 2 mesi trasferito con una telefonata a Belluno. A Belluno? Trasferito a comandare la compagnia di trasmissione della Brigata Cadore. Poi da Belluno a Treviso come sono arrivato? Se qualcuno si ricorda, nell'80 c'è stato il rapimento del generale Dosier. Sì. Io a Belluno avevo conosciuto un generale degli Alpini che poi era diventato capo del reparto SIOS di Roma, dello Stato Maggiore. Questo generale degli Alpini mi aveva conosciuto bene proprio perché avevo fatto quel brevetto per poter interfacciare le radio con i sistemi telefonici fissi, diciamo, e dicevo, è stato rapito il generale Dosier. A quel tempo non c'erano i cellulari, ma si usavano solo o telefonia fissa o radio tipo quelli dei radioamatori, quindi walkie-talkie e via dicendo. Questo generale di Roma, del capo del secondo reparto, ha pensato di istituire nella zona del Veneto un'unità idonea a fare intercettazione su questi sistemi di comunicazione. Io sono stato preso a luglio, mandato là con una trentina di sottufficiali a organizzare questo dispositivo. Un
po' particolare perché non c'era solo necessità di captare o ricevere le comunicazioni, ma di sapere anche da dove sarebbero pervenute. Le intercettazioni telefoniche di fatto. Intercettazioni, ma anche radiogoniometria, per poter capire dove erano le trasmittenti. E organizzato tutto in breve tempo. Una domenica i miei collaboratori, ripeto collaboratori, mi hanno chiamato e mi hanno detto: abbiamo ricevuto una comunicazione che per noi vale molto nella zona tra Bologna e Rovigo, tra Bologna e Ferrara. Sono andato in caserma e sia la parte vocale sia la localizzazione erano interessanti, erano in autostrada. Dopo mezz'ora veniamo a sapere che c'era stato un assalto al distretto militare di Rovigo. Erano i brigatisti che avevano portato via le armi al distretto. Io ho avvertito chi di dovere, con me c'era un capitano dei carabinieri molto bravo, ho dato tutte le indicazioni di dove si muovevano queste persone, li hanno bloccati all'uscita dell'autostrada di Padova per andare verso Padova Centro. Dopo 3 ore Dozier era stato liberato. Questa è una testimonianza molto importante, storicamente. Adesso lo posso dire perché sono passati tanti anni. Ormai diciamo così, è stata declassificata tutta la storia, però è molto interessante, molto interessante. Mentre vedevamo queste immagini, sapere queste cose direi è quasi uno scoop che noi facciamo oggi con questa puntata della nostra storia. Dopo questa testimonianza noi potremmo anche fermarci un attimo, lanciare la pubblicità e poi proseguire, perché faremo un salto in avanti, passeremo diciamo così, dagli anni di piombo interni agli anni di piombo molto vicini a noi, quindi dall'altra parte dell'Adriatico, ma dopo la pubblicità. Gli osservatori ONU giungeranno oggi in Jugoslavia proprio alla vigilia del preannunciato riconoscimento da parte della CEE delle repubbliche annunciato per domani. I 50 osservatori che arriveranno in Croazia da Vienna hanno il compito di verificare che l'ultima tregua, la 15ª, concordata tra governo croato e governo di Belgrado, sia abbastanza solida da permettere l'invio della forza di pace composta da 10.000 uomini. Gli osservatori delle Nazioni Unite saranno divisi in 2 gruppi, 25 avranno la base a Zagabria, mentre gli altri 25 saranno di stanza a Belgrado. Lord Carrington, presidente della conferenza di pace in corso all'Aia, si è detto convinto che questo nuovo cessate il fuoco, concordato sotto l'egida delle Nazioni Unite, potrà tenere. La Serbia infatti sembra aver cambiato direzione nei confronti della politica diplomatica della CEE. In un'intervista radiofonica ripresa dalla Associated Press, il ministro degli esteri serbo Dragoslav Vejcović ha affermato che la Serbia è aperta a tutte le soluzioni e che è pronta ad accettare la proposta di una confederazione di stati sovrani. Questa era infatti la proposta avanzata ancora lo scorso autunno da Lord Carrington nel corso della conferenza di pace. Vojcović ha inoltre affermato che la Serbia è disposta ad accogliere i previsti 10.000 caschi blu dell'ONU nelle zone di guerra. Nonostante queste notizie positive, la notte scorsa si è sparato ancora lungo tutto il fronte, in particolare a Osijek, Zara e Dubrovnik. Nuovi colpi sono stati sparati contro un gruppo di osservatori della CEE, fortunatamente senza conseguenze. Telegiornale di diffusione europea, 11 gennaio 1992. Generale Musso, lei lì c'era. Sì. Che esperienza è stata quella della ex Jugoslavia per l'esercito italiano? Io per l'esercito ritengo che sia stata un'ottima esperienza, perché poi era proprio un'esperienza vicina a noi, quindi non ero lontano da casa. Quando a un certo punto l'Italia ha deciso di entrare in gioco, in ballo, ha organizzato una brigata, un'unità sulla brigata Garibaldi per andare a Sarajevo, insieme ad altre unità di altri stati, c'erano americani, c'erano francesi, per fare olandesi, una forza di pace. Una forza, sì. Siamo arrivati in ritardo comunque, perché di danno alle persone ne erano state fatte tantissime. E poi ve lo dirò.
Siamo partiti, noi da Treviso alla brigata Garibaldi, dalla sua sede, siamo andati a Ploce in nave. Lei in quel momento già comandava? Io comandavo la caserma dei Dominicis a quel tempo. Siamo andati a Ploce, da Ploce a Sarajevo, su strada, non vi dico che strade c'erano perché erano mezze bombardate, insomma ci abbiamo messo parecchio. Siamo arrivati a Sarajevo a notte, sono state le 3 di notte, tutto buio. Quando siamo arrivati a Sarajevo c'era una compagnia della brigata paracadutistica che ci aveva preceduto per fare le ricognizioni, che ci ha detto, che ci ha guidato la compagnia per Sarajevo, e ci ha detto siamo a Sarajevo, ma noi non ce ne siamo accorti perché non c'era una luce accesa. La mattina, la neve mezzo metro, la mattina quando abbiamo cominciato a vedere la luce abbiamo visto un po' Sarajevo distrutta. A descriverla non è facile perché forse molti non ci crederanno nemmeno, ma vi dico solo che noi siamo arrivati nel posto dove dovevamo installare il nostro posto comando, che era la clinica di Karadzic, che era un medico infantile, però ne ha combinate. Di fronte a noi... Karadzic tra l'altro mi pare sia finito alla Corte dell'Aia. Sì, è finito, è stato condannato. Di fronte a noi c'è la collina di Sarajevo, dove c'era anche quell'antenna che facevano vedere durante le Olimpiadi che sono state fatte a Sarajevo, era ancora lì. Sotto questa antenna, per 4 chilometri e 500 metri di altezza, c'erano tutte tombe. Quindi pensate a quanta gente è stata sepolta. Ecco, la prima domanda è, guardando adesso invece le immagini dell'Ucraina, c'è analogia? Le immagini dell'Ucraina le vediamo un po' così, ma c'è molta diversità a vedere le immagini viste dalla TV o le immagini viste dal vero, perché le immagini viste dal vero si vede tanto, quelle della televisione, delle televisioni sono sempre ristrette, quindi non danno l'idea di quello che veramente sta succedendo, non c'è un'idea complessiva. Ecco, ma guardando quella guerra guardando la guerra ucraina rispetto alla guerra nella ex Jugoslavia? È un altro tipo di guerra. Quella nella ex Jugoslavia erano persone che andavano lì per ammazzare solo altre persone. E tutte le notti che siamo stati là, noi sentivamo sempre il rumore dei colpi del Kalashnikov. Io me lo ricordo benissimo perché non me lo scorderò mai. Se sento un colpo di Kalashnikov lo riconosco benissimo, tutte le notti. Quando siamo entrati in questa struttura, vi dico anche questa, in questa struttura dell'ospedale, abbiamo fatto un po' di giri per vedere come c'era, con molta cautela perché potevano esserci anche delle trappole, mine e così. Mi è capitato, insieme dei miei collaboratori, di andare all'ultimo piano della struttura e vedo per terra uno morto, col Kalashnikov naturalmente, aveva fatto un buco nel muro e sparava alle persone che passavano in strada. Un cecchino, insomma. Un cecchino. E sopra questo buco c'erano tutti i segni di quanti lui ne aveva ammazzato. Ogni volta che ammazzava uno faceva un segno, una strage. Beh, secondo lei, insomma, invece in Ucraina questo non accade perché non ci sono cecchini, non c'è... No, in Ucraina è un altro tipo di intervento e di guerra, insomma. Là sparavano solo con armi leggere, poche armi aerei, così c'era poco, niente, insomma. Basta pensare che in quella che chiamavano la via degli eroi di Sarajevo c'erano le case che erano state distrutte con le mitragliatrici, non con le bombe, con le mitragliatrici. C'era un albergo che era stato tutto distrutto a colpi di arma da fuoco, meno la torre dell'ascensore perché era cemento armato e non veniva giù coi fucili, ma c'era solo la torre dell'ascensore. Senta, lei lì è andato solo con collaboratori, diciamo, professionisti, sì, oppure anche con gente di leva? No, c'era anche, non pochi, ma anche qualcuno di leva, un po' qualcuno.
Non esisteva ancora la leva volontaria quando siamo andati. No, c'era gente che andava volentieri perché sentiva che era una missione utile, e lo è stata, perché a distanza di 2 anni, diciamo, Sarajevo era come Roma, cioè il centro di Sarajevo era stato completamente riattivato e si poteva viaggiare tranquillamente senza nessun problema. Era stata portata una certa tranquillità, e quindi la gente si era attivata per ricostruire, ricominciare a vivere normalmente. Come si fa a creare una certa tranquillità quando tu hai 2 eserciti che si confrontano, tu sei in mezzo? Ma a Sarajevo non c'erano 2 eserciti, c'erano due gruppi che vedevano, chiamiamoli, con entità religiose diverse, che si combattevano tra di loro, anche tra familiari. Si ammazzavano, c'era gente serba o bosniaca che si erano magari imparentati per matrimoni e robe simili, che si sparavano tra di loro. Quindi è una guerra completamente... È una guerra che oggi è difficile descriverla per quello che è successo, perché si sparava gente che erano parenti. Ecco, voi tornando al vostro ruolo, lì ad esempio eravate come, fra virgolette, forza di pace. Di interposizione. Ma ad esempio tutti quelli che dicono che in realtà molte volte questi contingenti, non parlo di quello italiano, ma alcuni contingenti si voltavano dall'altra parte quando accadevano invece dei conflitti così cruenti? Può essere stato, oppure il ruolo ad esempio del militare quando fa forza di pace comunque è un ruolo dove deve ristabilire degli equilibri anche con la forza? Diciamo che in Bosnia e Herzegovina e poi anche in Croazia non siamo andati, perché la Croazia è sempre rimasta a parte. Io credo che le forze armate che sono andate là abbiano individuato e seguito una tattica di comportamento ideale per quella situazione, che nessuna guerra è uguale alle altre, bisogna mettersi in testa questo, cioè quello che si fa, che è stato fatto a Sarajevo, non è detto che possa ottenere risultati o che possa essere anche ripetuto da altre parti. In Bosnia e Herzegovina è stato individuato un sistema buono per tenere buoni tutti. Questo è stato fatto. Allora, intanto con il nostro Alessandro noi facciamo vedere un po' di immagini dell'inserto 26 che parla di una caserma di carabinieri a Mestre, che però sono attrezzati con qui le immagini sono dell'83, per parlare di le attrezzature. Voi comunque siete andati giù armati lì? Certo, eravamo armati, sì. Ecco, ma io so che c'è stato un episodio dove addirittura un contingente è stato completamente disarmato. Sì, un battaglione olandese, ma era capitato, deve essere stato novembre, prima che andassimo giù noi, che era, diciamo, sopra, vicino a Medjugorje, in quella zona. A Medjugorje non è successo mai niente, è stata proprio un'area che è stata totalmente salvaguardata, ma un po' prima. Nonostante ci fossero musulmani? Medjugorje, io ci sono stato, ho voluto andare a vedere, non era successo niente. 40 km prima di Medjugorje c'erano case bruciate, case mitragliate, così là nessuno ha toccato niente. Comunque, ripeto, su un ponte un battaglione di fanteria meccanizzata olandese era stato assalito, spogliato, c'era già la neve, dai serbo-bosniaci. Spogliato, nudi, legati a un guardrail di un ponte, e gli hanno portato via tutto, divise, armamenti, autoblindo, tutto, zero, non ha lasciato niente. Poi vabbè, sono stati liberati e insomma credo che non sia morto nessuno dei soldati. Dopo un anno che eravamo là, una domenica, io ero al comando italiano, e allora ero colonnello, e combinazione, anche se ero delle trasmissioni forse non fra i migliori operativi in quel senso, però ero più elevato in grado. A un certo punto arriva una telefonata degli americani che dicono che hanno scoperto dove c'era il materiale sequestrato a questo battaglione olandese, battaglione meccanizzato.
è che bisognava andare a parlare con un colonnello del serbo-bosniaco che era in un paese, c'era la neve che non era neanche tanto facile muoversi, che da Sarajevo sarà stato a 2 ore e mezza, 3 ore di strada. Come distanza potevano essere 60 km, però le strade erano come erano, c'era la neve, vabbè. Io ho preso un mio collega, un interprete, e sono andato là perché bisognava andare. Volevano gli italiani, non è che volessero uno qualunque. Sono andato... Perché volevano gli italiani? Dopo perché non voleva... Noi a Sarajevo eravamo ben visti, in Serbia, nella regione della Bosnia e Erzegovina, gli italiani erano ben visti. Gli americani non li potevano vedere, per loro erano dei nemici. Noi no. È così. Il motivo non lo so, ma vuol dire che insomma si vede che avevamo un comportamento meno strafotente, non lo so. Comunque la comandano ad andare a recuperare questo materiale. No, mi comandano, bisogna andare. Arriva l'ordine da superiore e qualcuno deve andare. E sono andato con questo interprete qua. Insomma, lei, l'interprete? E un mio collega, un tenente colonnello. In 3? In 3. A trattare. Certo. Siamo andati là. Dai tagliagole. Cosa? Perché lì ci mettevano poco i serbo-bosniaci. Deve andare. Siamo andati in questo... Armati, mi auguro. Sì, noi sì. In questo paese siamo arrivati dove era il comando, era una scuola, era un comando, era un comando di corpo d'armata, a livello loro, ma era una scuola. E vediamo dei soldati serbo-bosniaci con le divise, con le mimetiche degli olandesi. E dice, siamo arrivati giusti. Insomma che faccio parlare all'interprete di questo, se c'è il comandante, no, è a casa, chiamatelo. È arrivato, tralascio delle piccole cose, ma vabbè. A un certo punto abbiamo cominciato a contattare e dopo un po' di mezz'oretta, 3/4 d'ora di contrattazione, siamo arrivati al punto di dire che noi ci portiamo via tutto, quello del battaglione olandese, meno le divise e le armi leggere tipo pistole, ma poca roba. Informo il comando superiore di questo accordo se è accettabile o no, mi dicono di sì, però i bosniaci e i serbo-bosniaci mi hanno detto ma durante il tragitto non vogliamo che ci sia, e noi vi controlleremo, che ci siano americani lungo le strade. Pongo anche questa condizione, è stata accettata e lì c'era un battaglione logistico che era qui a Treviso alla caserma alla Serena? No. Alla Tommaso Salsa? Alla Tommaso Salsa, e insomma che con i mezzi loro, con i pianali così, sono andati, hanno recuperato tutto il materiale di questo battaglione olandese e l'hanno portato a Sarajevo dove c'era, e poi dopo credo che sia stato recuperato dagli olandesi. Insomma è stata una bella esperienza. Ma noi come diciamo così militari, come esercito, siamo più apprezzati per una questione diciamo di tecnologia, di operatività, o per il fatto che noi comunque ovunque andiamo siamo sempre visti come forza di pace? Mi viene in mente il Libano, mi viene in mente in altre parti. Io penso... Cioè gli italiani brava gente, dicono sempre in tutto il mondo. Sì, ma io penso che l'italiano si mette sempre... Cioè, l'Italia non è mai stata, almeno negli ultimi 300 anni, una nazione prepotente. È sempre stata una nazione che si presenta con dignità, che si è presentata e si presenta con dignità al mondo, e lo fa anche ancora adesso, anche se magari qualche volta non viene ascoltata, con una certa umanità. Quindi questo modo di fare degli italiani, non solo delle forze armate, ma degli italiani in genere, vedo che secondo me è apprezzato. Io ho fatto parte per 14 anni della delegazione italiana, io ero capo delegazione, che facevamo degli studi sull'interoperabilità dei sistemi di comando e controllo militari, e anche
civili, perché poi parte di questa tecnologia è passata anche al mondo civile. Vedi, la tecnologia internet non è nata nel mondo civile, è nata nel mondo militare, che poi è stata, diciamo, utilizzata anche nel mondo civile. E quando si andava all'estero, c'erano parecchie nazioni, l'Italia è sempre stata rispettata, tanto perché mandava in giro delle persone che forse un po' di conoscenza ce l'avevano e quindi potevano anche avere il diritto di parlare. Però è stata rispettata. Mi è capitato, se posso raccontarvi un caso. Una volta eravamo in Canada e tra le nazioni, diciamo, della NATO, così c'era questo convegno, questa riunione tecnica. A un certo punto c'erano i francesi che volevano una soluzione alla francese, che non era una soluzione, secondo me, che andava molto bene, ma tanti non l'avevano capita. Io l'ho contrastata in modo piuttosto netto, con vigore, e non è stata approvata. Quando sono tornato in Italia mi sono saltata addosso, mi chiamano da Roma, dice ma tu cosa hai combinato a Calgary, eravamo, cosa hai combinato a Calgary con questa cosa che i francesi si sono arrabbiati qua e là? Dico, io ho sostenuto una soluzione che tecnologicamente fosse valida per tutti e non che fosse valida solo per l'industria francese. Questo generale, era un generale di corpo d'armata, mi fa, ce la metti la testa? Sì, ci metto la testa. Mi fa, domani ci troviamo a Parigi, non fra una settimana, domani. Prendo la mia valigetta, dice abbiamo già prenotato l'albergo e tutto, quindi vieni, ok. Prendo la mia valigetta, vado a Parigi dove era prenotato questo albergo, era un albergo di quelli dunque io ho pagato 1.700 euro per una notte, un albergo di quelli di lusso con le persone con quelle livree, tutte così. No? Quando mi vedono arrivare, perché lì c'era una limousine, c'era di tutto, mi vedono arrivare con la valigia e mi bloccano, dice lei dove va? Dico ho prenotato qua, no lei non ha prenotato. Così, no io ho prenotato, mi chiamo così e vado a vedere. È andato a vedere, mi hanno lasciato entrare. L'indomani andiamo allo Stato Maggiore, c'era anche sto generale che dormiva lì, così ci siamo trovati la sera, mi fa domani guarda Luciano, o vinciamo o tu sei morto. No, beh, vediamo. Siamo andati lì allo Stato Maggiore, io ho sostenuto la mia tesi dal punto di vista tecnico e abbiamo vinto. I francesi hanno dovuto darci ragione. Questo generale di corpo d'armata, io ero colonnello, lui era generale di corpo d'armata, quando abbiamo finito mi fa, Luciano, da oggi tu mi devi dare del tu. Che grande soddisfazione, insomma. E abbiamo adottato il sistema che avevamo fatto noi. Senta, il nostro tempo è finito, è stato bellissimo sentire questi suoi racconti, torneremo a parlarne ancora. Noi avevamo questo titolo, l'esercito dalla leva al professionismo. Secondo lei è meglio un esercito professionale oppure una quota di leva ci andrebbe bene ancora? Qualche minuto non di più perché abbiamo finito il tempo. La mia impressione o la mia idea può non contare niente perché non ho vissuto con l'esercito professionale. Io avevo molta lei è gente. Professionista, è stato sì, professionista. ma io avevo come reparti che ho comandato io, avevo più ufficiali e sottufficiali che non militari di leva. Ma mi sono trovato bene con i militari di leva, perché era gente che aveva anche voglia di capire e di migliorarsi. Quindi non dico niente. Una cosa positiva c'è stata, quella di aver introdotto il servizio femminile, perché le donne sono molto più pragmatiche e hanno portato sicuramente un modo di pensare meno militaresco, ma più con il cervello. Quindi questo lo ritengo sicuramente una cosa utile. Una cosa sbagliata per conto mio che hanno fatto tutte le forze armate è quella di aver messo lo straordinario, di corrispondere allo straordinario. Questo no. Una forza armata è disponibile 24 ore su 24 e non ci possa essere lo straordinario. Quando l'hanno messo io non ho mai segnato un'ora di straordinario. Mi chiamavano sempre, ma tu cosa fai? No, io non segno niente, io non lo capisco e non segno straordinario. Grazie generale, grazie a tutti voi per l'attenzione. Avete visto, abbiamo raccontato anche
in questa puntata un po' di passato, il presente per vedere il futuro, e noi ci vediamo la prossima settimana, non mancate. Grazie ancora.